Benvenuti, oggi è mercoledì 18 dicembre 2024. Il sole sorge alle 7.09 e tramonta alle 16.44. La luna sorge alle 19.56 e cala alle 10.00. Oggi la Chiesa celebra San Graziano. Il nome Graziano ha origine latina e significa che ha grazia. Il 18 dicembre di ogni anno si celebra la Giornata internazionale del migrante. Istituita dalle Nazioni Unite nel 2000, ribadisce l'importanza di urgenti e chiare scelte politiche che considerino sia l'aspetto della convivenza civile che efficaci interventi strutturali ed organizzativi che permettano una reale inclusione sociale di tutti i lavoratori migranti presenti in Italia e nel mondo, favorendo la ricchezza culturale di un territorio e contribuendo all'educazione di tutti gli individui. Festeggia 78 anni il regista Steven Spielberg, uno dei più grandi della storia del cinema. Tra i suoi capolavori Lo squalo, E.T. l'extraterrestre, Schindler's List e Salvate il soldato Ryan. Sono 61 le candeline per l'attore Brad Pitt, il bello di Hollywood, vincitore di 2 Oscar e 3 Golden Globe. È stato legato alle colleghe Gwyneth Paltrow e Jennifer Aniston e sposato dal 2005 al 2016 con Angelina Jolie. Infine compie 53 anni l'attrice romana Claudia Gerini. Al concorso di bellezza Miss Teenager conosce Gianni Boncompagni, al quale si lega professionalmente e sentimentalmente. Nel 1991 partecipa a Non è la Rai, quindi esordisce al cinema con Viaggi di nozze e Sono pazzo di Iris Blonde di Carlo Verdone. Vittima di soprusi da parte della polizia, Mohamed Bouazizi decide di darsi fuoco davanti alla folla. Il gesto estremo fa scattare l'indignazione generale e un'ampia mobilitazione in tutta la Tunisia, in seguito battezzata Rivolta del Gelsomino, dal nome del simbolo nazionale. È il 18 dicembre del 2010, primo atto della primavera araba. Ma sapete perché il dolce tipico di Natale si chiama panettone? Tradizione vuole che si tratti della crasi di pan di Toni, un dolce inventato dall'aiuto cuoco della famiglia Sforza, che si chiamava appunto Toni. Creato per rimediare a un pasticcio culinario, il dolce preparato per il pranzo natalizio alla corte di Ludovico il Moro finì per essere carbonizzato o dimenticato nel forno. Così Toni inventa un'idea alternativa che ha fatto la storia. Buongiorno ai 12, oggi Luna e Leone, ma nel cielo una complessa rete di aspetti si forma. La Luna si congiunge a Marte ma si oppone a Plutone assieme a Marte stesso. Mercurio e Nettuno tentano di salvare la situazione. Venere e Urano litigano di brutto, mentre invece Sole e Nettuno proprio non vanno d'accordo in termini di chiarezza. Cosa accadrà nello zodiaco? Scopriamolo insieme. Ariete. Decisamente tutto questo bailam zodiacale vi lascia abbastanza esenti da tutto questo trasformazione che sta per incorrere, mentre invece la Luna vi strizza l'occhio con Marte regalandovi un po' di energia e riattivando il vostro beniamino planetario. Toro, la vostra energia oggi è seriamente messa a dura prova proprio perché Venere quadra Urano che ospitate nei vostri gradi e dall'Acquario, quindi tumulto in amore. Decisamente qualche imprevisto, qualche situazione molto tesa con il partner potrebbe rendervi un po' nervosi. Niente paura, la serata potrebbe andare decisamente meglio.
Gemelli, la giornata di oggi prevede un trigono Luna Nettuno, il che vi aiuterà molto ad avere una prospettiva chiara di tutta una serie di cose che hanno a che fare con la comunicazione, ciò che vuole veramente dire una persona, o anche litigando sapere cosa veramente al di là delle parole si vuole intendere. Oggi niente vi sfuggirà, la vostra scaltrezza e darà molta consapevolezza anche ai vostri sentimenti. Cancro, la luna oggi si congiunge a Marte, una luna piena di energia con un bellissimo trigono con Nettuno che quindi salvaguarda anche i sogni e le prospettive di poter con Mercurio in trigono costruire qualcosa di eccellente al lavoro, ma la luna è anche opposta a Plutone, quindi state attenti a non essere troppo ambiziosi. Leone, la luna oggi entra nei vostri gradi e stimola quel Marte oramai silente e retrogrado nel vostro cielo, opponendosi anche a Plutone, quindi è forte l'esigenza di trasformarvi. La chiarezza non vi mancherà perché Nettuno con questa luna vi è amico, mentre invece Mercurio fa ritornare per un istante quella capacità dialettica che avevate perduto. Vergine, oggi è una giornata molto complessa, il Sole e Nettuno vi sono contro e litigano tra di loro, per cui alcune certezze potrebbero essere venute meno. Niente paura, è un imprevisto semplicemente di questa giornata che propone anche la consapevolezza di un punto di vista altrui che forse non avete valutato nelle vostre razionali analisi. Bilancia, Venere oggi litiga con Urano, il che da un lato potrebbe portarvi molto nervosismo, ma dall'altro potrebbe anche generare un incontro fortunato e inaspettato, contatti nuovi, gente diversa e che all'inizio non dovrete guardare con sospetto, cercate invece di accogliere le diversità che potrebbero rivelarsi utili in futuro. Scorpione, giornata oggi particolarmente complessa nello zodiaco, il vostro astro Plutone si oppone a Marte e alla Luna. Oggi una serie di sensazioni e di emozioni trasformative che volete proprio buttare via, buttarvi alle spalle e voltare pagina pensando ad un presente, chiedendo anche a qualcuno di chiudere alcuni sospesi che ancora vi pesano. Sagittario, giornata oggi che prevede il Sole che ospitate nei vostri gradi fare a botte proprio con Nettuno, il che potrebbe generare di illusioni, disillusioni e tutta una serie di emozioni non proprio armoniche. Ci penserà Mercurio però a saper captare e arginare bene tutto quello che verrà detto o fatto. Alcuni chiarimenti con i figli o con i più piccoli potrebbero essere oggi necessari. Capricorno, una giornata oggi la cui buona notizia è semplicemente il fatto che la Luna non è più in opposizione, risale l'umore e vi sentite anche meglio. Tutta una serie però di progetti e anche di accordi con il partner dovranno essere rivisti perché i dubbi leciti che vi verranno mossi oggi avranno bisogno di una spiegazione un pochino più dilatata nel tempo. Acquario, giornata oggi che prevede la bella Venere che ospitate nei vostri gradi fare a botte proprio con Urano, il vostro archetipo che è in Toro. Oggi forse potreste prendere coscienza dei grandi limiti o delle incompatibilità che ci sono nelle vostre relazioni. Probabilmente farete mente locale sulle persone con cui potete costruire e quelle un po' meno adatte per edificare i rapporti come li concepite voi. Pesci, giornata oggi che prevede il vostro Nettuno nei vostri gradi fare a botte con il Sole. Oggi è una giornata in cui probabilmente non vi sentirete molto capiti e vedrete molto caos intorno a voi, probabilmente in famiglia o al lavoro o in tutti i gruppi in cui come sempre avete il compito di sopportare un po' le alterigie altrui. Al 18 dicembre 1976 risale lo storico successo dell'Italia nella 65esima edizione della Coppa Davis, il più importante torneo per le nazionali di tennis maschile. È stata la prima volta per gli azzurri. La squadra era composta da Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Antonio Zugarelli. Scivolosi e lisci, senza possibilità di appiglio, arrampicarsi sugli specchi è impossibile. Si scivola e non si ha modo di proseguire.
Per questo si utilizza una simile espressione per dire che qualcuno sta cercando un escamotage, una giustificazione ai suoi comportamenti, che però non quadra più di tanto perché le motivazioni non reggono. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto del giorno è il pittore Antonio Laccabue, in arte Ligabue. Si aggira per i boschi e sulle rive del Po, scolpendo animali feroci con la creta del fiume o dipingendoli con pennellate convulse e colori violenti. Ulula, parla agli animali sentendosi uno di loro, soggiorna più volte in manicomio, irrequieto, allucinato ed emarginato. Le tele che un tempo finivano svendute, utilizzate come sgabelli o per tappare le finestre, hanno oggi un valore inestimabile. Ci salutiamo con la frase del giorno. Chiunque abbia mai amato porta una cicatrice. Le feste si avvicinano, ma tranquilli, noi siamo sempre qui per darvi ogni giorno tutte le notizie e curiosità dal mondo. Vi aspetto anche domani. Buona giornata dalla vostra Martina.